In realtà mi è sembrato strano, però siccome io partecipavo a sfilate e a cose così, ho pensato probabilmente sono entrata in qualche meccanismo che è normale. Cioè che lui ti aveva notato in questo senso? Giravano dei book fotografici miei all'interno di quelle situazioni, motivo per cui io pensavo in realtà che tramite situazioni circolari io ero arrivata lì. Tu provi del rancore nei confronti di Berlusconi? Il rancore non fa parte dei miei sentimenti. Provo proprio probabilmente tenerezza. Perché? Ci sono persone che nella vita non guardano in faccia a niente e probabilmente lui è fra quelle. Io sono stata bullizzata mediaticamente, sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa, un motivo c'è, no? Ma dici per la violenza mediatica? Mi hanno violentato psicologicamente chiamandomi prostituta a ogni angolo che giravo la strada. Cioè, ma di che stiamo parlando? Su ogni giornale uno e mi è andata a ballare, la fotografia di me che sono andata a ballare è una zoccola. Io tramite comunque un percorso psicologico sono riuscita a scegliere la strada più lunga. Io potevo anche scegliere l'altra, come tanta gente fa, no? L'altra quale sarebbe? L'altra di togliermi la vita. Ci hai pensato? Ci ho pensato tante volte. Ti fa effetto pensare che il tuo nome sarà sempre associato a papi, al termine papi? Ah, io chiamo papi mio padre. E anche Berlusconi? Ma quello mi è stato detto di dire questa determinata cosa e quindi io l'ho detta. Cioè non lo chiamavi così? Ma no. Era nata come tuo papà era l'autista di Craxi. Sì, poi... va bene, tante cose che ci hanno ha cambiato detto 10 di volte dire. versione. Sì, ma purtroppo ci siamo attenute a quanto ci hanno detto di dire. detto di dire e di fare. E quanto è lontano dalla verità? Ah, completamente. Cioè, la verità è tutt'altra roba. Qual è la tua verità? Ce la puoi Ma dire? io non te la racconto, cioè non mi va di raccontarla così la verità. Io a quella festa mi sono accorta che le cose non andavano bene, capisci? Quindi di conseguenza lui con me non c'è riuscito. Perché? Perché evidentemente lui che ha fatto? Lui piano piano pensava di trascinarmi. Prima le feste erano tutte normali. Sì. Cioè, io sono le feste con Barbara D'Urso, cioè, ma feste proprio del Milan, cioè robe con tanta normalissime e gente. piene di più, ok. E poi a un certo punto... Una festa sono andata storta ed era quella là e ci dovevano essere figli. Cioè lui ha detto a mio padre, che mio padre si preoccupava. Ha detto no, non ti preoccupare, qui ci stanno i miei figli, le fidanzate. Quando Invece arrivi là... No, quando arrivo là, io poi a un certo punto, pensa che io a un certo punto mi sono chiusa nella stanza dicendo la diarrea. Io non sono uscita dalla stanza fino a quando ci siamo partiti. E al mio padre non ho raccontato niente perché ho detto mio padre, secondo me, cioè non lo so che può succedere, ma tu capisci, cioè quello è Berlusconi, è una persona potente, cioè conosce il mondo, Certo. ma contro chi ti viene a me? Cioè io, una persona normale. Dici dove vado? Capiscimi, cioè non è... E mio padre, io in che situazione lo andavo a mettere? Nei casini. Ok, allora io sono stata, cioè un barlume di lucidità ho avuto era quello di stare zitta, però di arginare il problema, nel senso, vabbè, ho visto queste cose, cazzi su, non mi interessa, mi svincolo. Sì. Quando mio padre, poi giustamente vedendo che lui a Napoli non sa come si funziona, ma si ricambia l'invito, e quindi l'ha invitato alla festa non sapendo. Quello che era successo. Pensa io come stavo, morta. Certo. Quando dopo praticamente è scoppiato il boom, e telefonate sono stati, dici questo, dici questo, dici questo, dici questo, che fai? Ah no, è chiaro. Cioè, che fai? Parli? Dici chi me lo fa fame? Zitta, muta. Te lo diceva direttamente lui o te lo faceva Sì, dire dai suoi telefonava avvocati? proprio. No, nessun avvocato. Cioè, telefonate. Cioè Berlusconi ti chiamava, continuava a A mio chiamare? padre anche, a mio padre E dite così, telefonava. Alfonso Signorini che in un'intervista diceva e io poi quando venni a sapere il fatto di Noemi Letizia, ma quale fatti Noemi Letizia? Il fatto è del tuo amico Silvio Berlusconi di Noemi Letizia. Noemi Letizia è una ragazza di 18 anni che avete messo nella merda.